Fortitudo Cup terza edizione è un momento sicuramente importante dove la squadra si incontra anche con i ragazzi e chissà un domani magari possiamo trovare qualche fuoriclasse, no? Ma la speranza ovviamente è sempre quella di scoprire qualcosa di nuovo e di interessante per il futuro, ma al di là di questo credo che questa continuità di appuntamenti con il mondo delle scuole superiori agrigentine sia estremamente importante. Bene ha fatto anche quest'anno il nostro direttore sportivo a volere fortemente questa iniziativa. Noi come prima squadra ovviamente siamo qui per dare un piccolo contributo, perché oggi i protagonisti sono gli studenti, sono i ragazzi che giocano, sono le scuole, però vogliamo testimoniare, ecco, la nostra partecipazione anche a iniziative che fanno bene alla passione sportiva della città, che mi sembra un dato inequivocabilmente importante. Fortitudo Cup oggi avvia la terza edizione, un appuntamento importante anche per gli studenti e chissà magari tra di loro potrebbe anche esserci un nuovo pivot. No, il pivot è difficile trovarlo, però ce l'auguriamo tutti, però quello è difficile. No, è sicuramente la festa delle scuole, è la loro giornata, noi siamo contenti di essere partecipi di questo evento, i ragazzi si divertono, vengono qui a incitare il proprio Ateneo, è una bella giornata di sport. Quante scuole partecipano? Sono le 4 scuole storiche, abbiamo avuto qualche altra adesione quest'anno, però non potevamo organizzarla differentemente. L'anno prossimo abbiamo già delle idee in mente per allungare la competizione, ovviamente sperando nella partecipazione delle scuole, cioè se le scuole sono disponibili possiamo allungare la competizione e renderla un po' più interessante. Ecco, l'utilità di questi eventi quali sono, diciamo, a parte il momento ricreativo? Ecco, ci può essere, diciamo, qualcuno che effettivamente possa iniziarsi? A dire la verità sono quasi tutti i nostri giocatori che fanno parte delle categorie giovanili, cioè, ci sono alcuni che non lo sono, ma l'obiettivo per noi è quello di far appassionare più persone possibili a questo sport che è la pallacanestro, ecco, questo è il nostro più grande obiettivo. Se poi ci sono più iscrizioni e adesioni tanto meglio, però far avvicinare le scuole, i ragazzi a questo sport meraviglioso. Avete fatto un tour anche nei paesi limitrofi a Porto Empedocle, so che è successo avuto anche a Ribera. Sì, no, nei paesi limitrofi siamo andati a Canicattì e a Ribera. Siamo andati, è stato bello, speriamo di ripeterlo più frequentemente questo tipo di appuntamento, perché credo che insomma, in posti dove la pallacanestro è stata importante, in questo momento non è in auge, sia importante mantenere vivo il movimento della pallacanestro anche negli altri paesi.